E buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova diretta con questa quinta puntata della prima stagione di Holocron Book Club, lo spin-off diciamo di Archivio Jedi in cui andiamo a parlarvi in maniera un po' più approfondita di una singola opera, di quelle ovviamente del lato cartaceo della Forza uscite il mese precedente alla puntata, in questo caso appunto dicembre 2022. Mese che appunto che ha concluso l'anno con diverse pubblicazioni interessanti, e tra le quali è risultata vincitrice nel sondaggio che facciamo ogni mese tra voi lettori, appunto Leggende Oscure. Con me per parlarne c'è Federico della redazione, nonché autore della recensione che troverete aggiornata a brevissimo nei prossimi giorni proprio su StarWarsLibreComics.it. Ciao Federico, grazie per essere qui stasera. Grazie a te Giorgio, ciao, buonasera anche a tutti i nostri ascoltatori. Ebbene sì, finalmente appunto anche Leggende Oscure, in originale appunto Dark Legends, è arrivato in Italia, cosa che mi ha reso davvero felicissimo, così insomma tutti ora possiamo apprezzare questa opera che è assolutamente tra le cose più notevoli del canone, a mio parere. Io devo mettere le mani avanti questa sera perché purtroppo non ho avuto il tempo di recuperare Leggende Oscure, per cui io oggi lascerò parlare sicuramente molto te, ti farò qualche domanda, ma tra un evento e l'altro di tutto quello che c'è attorno, alla fine io Leggende Oscure non l'ho ancora recuperato. Però ecco, è un recupero da fare, purtroppo non lo trovo in fumetterie, quindi devo sicuramente fare un bell'ordine sul sito di Panini, se funziona, o su Amazon per recuperarlo, perché è sicuramente un'opera molto intrigante e tra l'altro fortunatamente Panini ha avuto la possibilità e l'occasione di portare in Italia non l'edizione base, ma l'edizione Target. Target, per chi non lo sapesse, è una catena di supermercati, centri commerciali statunitensi. Sì, li chiamerei ipermercati perché non hanno soltanto cose da mangiare. Sembra che li chiamino Superstore da loro. Superstore, sì, esatto, per cui negozi dove trovate dalla verdura agli action figures e qualsiasi altra cosa. In cui oltre alle 8 storie base ne sono aggiunte altre 3, tra cui una che si lega anche alla stessa Alta Repubblica, per cui è qualcosa di comunque anche abbastanza interconnesso con il resto delle opere. Così come era stato per l'edizione di Miti e Favole di Panini, anche in questo caso abbiamo la pubblicazione italiana della versione un po' più completa. In questo caso però per Leggende Oscure non esiste una versione ancora più ricca, ad esempio come quella disponibile a Galaxy's Edge per Miti e Favole. Dark Legends ha soltanto una versione standard e una versione target, e quella che avete qui in Italia è la versione più completa, cioè appunto quella target, quindi secondo me ottima cosa. Per fortuna hanno mantenuto la copertina dell'edizione regolare, che io trovo più bella di quella target, ecco, più interessante. A proposito di illustrazioni, io inizierei a aggiungerle, se funzionano, allo streaming, e così intanto mentre chiacchieriamo magari le mostriamo Le facciamo anche. scorrere, sì. Esatto. Federico, ti accompagnerei in questa diretta, diciamo, facendoti qualche domanda. Certo. Intanto ti chiedo subito qual è la tua storia preferita tra queste 11. Allora, credo sia The Dark Mirror, in italiano Lo specchio oscuro, tra l'altro la cui illustrazione è proprio quella della copertina dell'edizione statunitense Target,
E Adesso purtroppo, la metto. certo. E purtroppo, Giorgio, devo dirti che io preferivo quella copertina lì. Ah, Però mi rendo ok. conto che comunque sì, soprattutto per i lettori italiani, la maschera di Vader È un po' più iconica, sì. sì, certo, avesse tutto un altro impatto, sicuramente. E credo sia stata la mia storia preferita, insomma. Ora mi perdoneranno anche i nostri ascoltatori se non mi ricordo bene i nomi dei personaggi, magari, ma è passato un po' di tempo in realtà dalla lettura. No, tra l'altro è la storia che secondo me anche un po' più profonda, perché appunto scava proprio nella divisione di questo cavaliere Jedi, è estremamente valoroso, estremamente apprezzato, e scava nella divisione del suo animo tra appunto il lato chiaro e la sua parte in ombra, la parte oscura che, come si può ben vedere dall'illustrazione, emerge di notte. Infatti qual è il fulcro poi del racconto? Ci sono queste morti efferate eh, che vengono scoperte insomma nei bassifondi di Coruscant, e in questo Jedi viene sostanzialmente inviato ad indagare. Si possono fare spoiler, sì, perché secondo me Sì, non sì, è... sì, perfetto. assolutamente. La diretta di oggi è fatta anche oggi, cioè a praticamente un mese dall'uscita, proprio per Anche per poterne... questo, sì. Ah, proprio per questo, sì, sì, certamente. Certo. Posto che in realtà secondo me il valore di queste storie non è proprio quello di scoprire i risvolti della trama, ma è proprio la loro struttura fiabesca e come questa poi trasmette un certo numero di messaggi e un certo tipo di archetipi, in realtà. Comunque, sostanzialmente si viene a scoprire che è proprio questo cavaliere Jedi il colpevole di tutti questi Mhm. omicidi violenti ed efferati, appunto, perché appunto di notte si trasforma in questa creatura che piuttosto che il senso di giustizia sfoga quello di vendetta, sfoga Mhm. appunto tutta la sua parte che più aderisce al lato oscuro, ecco. E quindi ho particolarmente apprezzato questa scissione, ecco. È un tema anche, insomma, che colpisce anche ognuno di noi per il suo significato. E poi vorrei anche aggiungere che in questa storia, come forse qualcuno già avrà cominciato ad immaginare, ma come in molte altre, si trovano piuttosto chiaramente alla base delle ispirazioni letterarie provenienti, ecco sì, dalla letteratura terrestre più aria, come Quindi questo è era stato per molte palesemente favole. Dr. Dr. Jekyll Jekyll e il signor e Hyde. Mr. Hyde, certo, Esattamente, sì, sì. ovviamente. Ehm, Adesso sì, magari poi quando finiamo su questa storia, magari facciamo un po' il passaggio delle varie storie e dei corrispondenti terrestri, perché mi sì. sembra che siano, almeno alcune cose siano facili da individuare, altre magari Certo. può essere divertente provare a trovarli, ecco. E c'è qualcuno anche che ha più opzioni specifiche Ah-ah. che possono essere possibili, perché comunque appunto si tratta comunque di temi universali, ecco, e quindi c'è molta applicabilità, per usare un termine tolkieniano, se vogliamo, che poi ci tornerà utile secondo me. Ma... Quindi, diciamo partendo dalla prima storia, che io direi che si rifà ovviamente al Conte Dracula Sì, senza ombra di dubbio, poi, ed è l'orfanotrofio, giusto? Per cui se non giusto, sì, sì. sbaglio la storia è che l'inquisitore va a rapire, giusto, I bambini i di un bambini. orfanotrofio, Okay. ne scompare uno ogni tanto e poi c'è Mh-mh. questa bambina in particolare, perché la storia è raccontata dal suo punto di vista, Mh-mh. e appunto sì, è ispirata palesemente al Conte Dracula Almeno e come comunque anche illustrazione, forse all'Uomo Nero anche come... sì, beh, come storia sì, perché
tutti ci ricordiamo, ecco, lo spauracchio dell'uomo nero che ci veniva a rapire di notte. Che tra l'altro era un tema già presente in miti e favole, nel racconto dove si capisce che il protagonista è Vader, Ah lo sì, spettro sì, sì, sì. oscuro, mi Lo sembra si spettro chiamasse. oscuro, sì, sì, Sì. in cui tra l'altro c'era quell'illustrazione stupenda Ah sì, di una forse delle migliori penso era dell'illustratore spettacolare, Grant davvero. Griffin, che ha questo Sì. stile che a me personalmente fa impazzire, cioè mi piacerebbe vederlo ancora più spesso di così probabilmente. Uhm, Poi da persona che appunto non ha letto il libro, posso immaginare che qua ci sia qualche collegamento con il ritratto di Dorian Gray, immagino, In realtà o il ritratto sbaglio? di Dorian Gray, mi ricordo che che l'avevo citato in recensione, ma mi sembra fosse più collegato a un'altra storia. Ah-ah. Mhmm, Forse a, Sleep of Ages, Ah, Il okay, sonno di secoli, okay. dove appunto c'è questa donna che usa la magia del lato oscuro per Ah-ah. mantenersi giovane, ecco. Okay, di cui però è l'unica di cui non abbiamo l'illustrazione da Eh, mostrarvi purtroppo, perché non esiste online. Uhm, no, quindi qua qui invece abbiamo un collegamento invece con, Batuu, cioè con com appunto tutto il mondo di Galaxy's Edge. Infatti questo è sì. Dokondar, cioè l'Ituriano, diciamo mercante d'arte e di reperti, che tiene in mano una maschera palesemente d'origine Sith o comunque del lato oscuro. Certo. Sì, una maschera che tra l'altro, come possiamo vedere già dall'illustrazione, assomigliano anche alle famose maschere dei guerrieri Sith nei trailer di Old Republic. Sì, No, molto, non so se molto, molto. siete d'accordo, ecco, ma a me ha immediatamente ricordato quello, quindi ecco Con sì, quelle un venature bel soprattutto sì, molto, molto un simili. bel richiamo. Antonio Sì, fa un bel rimando alla letteratura italiana, te lo evidenzio, che la ro ricordava La roba di Verga. questa seconda storia? In effetti Penso sì. penso di sì. La roba sì, sì, in È effetti, vero. perché alla fine, il filo conduttore è questo uomo, insomma, che se non ricordo male era, ehm, aiutante, se non altro, di una personalità influente, ecco, e che sostanzialmente compra la maschera da Dokondar, Mh-mh. ignorando comunque gli avvertimenti dello stesso venditore. Appunto, il compratore è avvertito, questo appunto Il il titolo? titolo della storia, e la indossa e si fa sempre più corrompere dal potere del lato Mh-mh. oscuro, insomma, perdendo progressivamente i freni morali e dedicandosi completamente all'arricchimento, alla scalata sociale e all'ambizione, insomma, che alla fine lo porta alla rovina. Eh Qui beh, ci sono temi, sì. di Verga assolutamente Sì, direi. beh, allora, qui insomma, essendo appunto una dinamica anche abbastanza ricorrente, cioè possiamo fare veramente un sacco di esempi. Io devo essere sincero, non avevo pensato alla roba di Verga, e mi era venuto in mente qui, insomma, mi permetto un po' di fare una digressione, un po', mi erano venuti in mente, diversi personaggi di una delle mie scrittrici preferite, cioè Irene Nemirovsky, che appunto ti racconta molto spesso, ecco, di questo tipo di vicenda e di dinamica, ecco, in modo anche particolarmente affascinante. Però sì, ecco, quello è più un riferimento più contemporaneo, ecco. Mh-mh. Non credo che Mann avesse in mente la roba di Verga, o forse sì. Sarebbe da Eh, chiederglielo. Magari a questa lo celebration contattiamo su a Lo Twitter. o su Twitter a Londra, o sì, o su Twitter o a Londra, esatto. Francesca tra l'altro impreca un po' contro Dokondar, perché ogni volta che lo va a visitare gli lascia Sì. sempre molti crediti. Francesca è una truffa. Galaxy's Edge è una macchina succhia soldi incommensurabile, non veramente.
Questo invece è The Predecessor, il racconto che invece ha come illustrazione quella che poi è anche la copertina dell'opera, quella di Vader. Di Vader, sì. E qua non so se ti avevi trovato tu qualche riferimento particolare Ma qualche o no. di riferimenti particolari alla letteratura nostra? In realtà no. Qui Mm. credo sia più un modo di usare efficacemente il personaggio di Vader, Mhm. guardandolo alla prospettiva degli ufficiali imperiali, insomma, o di Mhm. comunque del personale Perché militare. se non sbaglio il predecessor è il predecessor dell'ufficiale, cioè la Esattamente, sì. persona che è venuta prima di te, che è stata ammazzata da Vader e di cui tu stai prendendo il posto. Esatto, Mm. e che ricopriva quell'incarico. E sì, appunto, qui secondo me il riferimento che possiamo trovare in realtà è tutto interno a Star Wars, cioè Con- appunto Vader. sì, e Per- poi anche con probabilmente Vader Dark Visions, no? Visioni sì, oscure, la serie a sì, in fumetti che effetti, ha anche qualche, o meglio, si basa tutta su come la galassia vede Darth Vader, per cui penso esatto. che questo si colleghi un po' più a quell'opera. Sì, in effetti sì. E niente, la storia, insomma, possiamo immaginarcela, cioè è sto ufficiale che prima sente delle voci di alcuni altri membri, insomma, dell'equipaggio di questo Star Destroyer che sono scomparsi nel nulla. Lui prova a chiedere che fine abbiano fatto, ma appunto non riceve una risposta perché tutti, Mhm. insomma, sono bloccati, ecco, dal terrore che giustamente nutrono nei confronti di Vader. A lui viene assegnato questo incarico, però prima o poi finisce anche lui, ecco, per attirare la delusione e l'insoddisfazione del Signore Oscuro che per, per quanto si professi indulgente, dopo tutto non lo è poi così tanto, ecco. Quindi finisce Mhm. strangolato con la forza, come tutti gli altri. Per quanto riguarda la prossima illustrazione, il prossimo racconto, che è Blood Blood Moon, Moon, sì, quindi Luna di sangue, giusto? Correggimi sì, se, sì, se sbaglio. Invece direi che il riferimento alla licantropia è abbastanza evidente, almeno sì, ehm, già dall'illustrazione, ecco. dall'illustrazione, sì. Sì, sostanzialmente il focus qui è questo particolare fenomeno astronomico che sembra che inciti, non mi ricordo di che specie fossero i personaggi, devo essere sincero. Questa Magari forse è la storia che ricordo meno. Comunque Ah, c'è questo appunto fenomeno astronomico della luna di sangue che in qualche modo sembra avere questa influenza deleteria, insomma, sembra spingere questi senzienti alla follia e alla furia, ecco. ok. Appunto il riferimento è la licantropia e il classico appunto lupo mannaro che ulla davanti alla luna piena. La razza è Shistavanen, Ci stava, sì. che sono già abbastanza wolf-like, insomma, Mm, sono già abbastanza a forma di lupo già per conto loro, ecco. Tra l'altro, stavo recuperando adesso su Wikipedia e sono anche... mi sa che ne compare uno nella cantina ah sì, di Mos probabilissimo, Eisley, esatto. probabilissimo, sì. Intanto saluto anche Giorgio e Nicola che si sono aggiunti a noi a questa diretta. Buonasera. Buonasera ragazzi. E questa invece appunto è lo specchio oscuro e ne abbiamo già parlato. Vorrei anche appunto toccare un po' i temi di tutte prima di Certo, parlare in maniera un po' più generale. siamo più Eh, veloci.
Questa io la trovo molto interessante perché è forse l'unico punto di contatto vero e proprio con miti e favole. Certo. Perché ed è anche quella che forse è una delle, diciamo, due storie che mi intriga di più. Appunto, vi ricordo che io non l'ho ancora letto. Perché mentre l'altra storia ci arriveremo e il motivo per cui mi intriga è evidente, questa mi intriga perché la storia riguardante Dark Caldot era stata una delle mie preferite di miti, forse la mia preferita in assoluto di miti e favole. Anzi, proprio la storia che mi aveva fatto dire, certo che potrebbero farne uno soltanto dedicato alle varie leggende del lato oscuro. E poi Sì. effettivamente sono stato accontentato. Beh, allora, sì, appunto, Dar Caldot qui torna, insomma, e sì, tra l'altro ricordiamo che che la storia che in Miti e Favole lo vedeva protagonista è anche la storia che ha riportato nel canone il nome Corriban per il È vero. pianeta natale di Aesith, Mhm. come antico nome, ecco, di quello che poi divenne Moraband, no? Quindi ecco, così Sì, sì. si sono fatti felici anche tutti i fan del Legends, in Sì. primis il sottoscritto, ma vabbè, questa è un'altra storia. No, allora appunto qui Sì, abbiamo, sì, devo dire, piccola digressione, Moraband non è mai andato giù neanche a me. Cioè, poi non è vabbè, male, non è però male, ma comunque poi alla fine dici, sai, il nome, lo capisci che è un nome simile, si evolve negli anni, nei sì. millenni, ci sta. Però, ecco, anche a me aveva sempre fatto un po' strano. Lo Ma continuerò a chiamare quando Corriban e basta. sì, anch'io, ma di default proprio. Ma Sì, sì, sì. quando il creatore parla, tutti si Sì, no, inchinano. esattamente. Almeno all'epoca, ecco. Allora sì, qui abbiamo il maestro Sith Darth Kaldot, un Duros, stessa specie di Cad Bane, insomma, per intenderci, che è alle prese con le sorelle della notte di Dathomir, a noi tutti note, e anche loro erano presenti in Miti e Favole, se ben Sì, ricordo, sì, sì, è in vero. qualche forma. Sì, insomma, per vari contrasti che ha avuto con loro, queste sorelle della notte cercano di architettare, ecco, un piano per privarlo del potere, insomma, per sconfiggerlo attraverso la loro magia, e quindi architettano, insomma, questo incantesimo che permette loro di spiarlo, se ben ricordo, e anche di influenzarlo a distanza per in qualche modo fargli perdere il suo potere, finché non si accorgono che dedicandosi completamente all'attacco del proprio nemico, ecco, spostando tutto il loro focus su di Mh-mh. lui, sono proprio loro che finiscono per indebolirsi e per smarrirsi, ecco, per smarrire il proprio scopo. E quindi appunto anche qui, come in Miti e Favole, il nemico di Darth Kaldot sostanzialmente si autodistrugge, è la rovina di se stesso, no? Mh-mh. Nell'altro caso era il suo apprendista, Rai Nimbus, no? Che Sì, sì, sì. appunto a seguito di contrasti veniva Pietrificato poi. trasformato, sì, dalla sua stessa, Ambizione direi, esatto, sì. sì, con il suo stesso trucco del lato oscuro, e qui è la stessa cosa. In realtà è un concetto che mi ha colpito molto. Mh-mh. Ehm, cioè, secondo me, al di là della storia stessa, è un po' una metafora, se vogliamo, anche dell'odio sui social, secondo me, però in Mh-mh. generale anche comunque del rancore umano, ecco, che si nutre verso sì, Sì. verso le persone che ci sono avverse, che però Poi alla fine è un consuma più certo, esatto. sì, è un Mhmm, meccanismo che rischia di farti perdere la strada, ti concentri sul tuo nemico, sul nemico che peraltro, come il caso di Caldot,
non ha idea di chi tu sia, e, Sì, e le tue trame e il tuo odio non lo tangono sì, neanche, e quindi alla fine finisce che appunto si causa la propria rovina, la propria certo. frustrazione continua e il proprio... Mhm. Sì, si concentra sul nemico e si dimentica, Se stessi. si dimentica di sé, ecco, sì. Sì, sì. È una cosa che in effetti non solo sull'odio, diciamo, sui social, ma in generale meccanismi che con i social sono stati accentuati, insomma, no? E magari iniziare a provare invidia per persone che magari conducono uno stile di vita diverso, che noi in qualche maniera a cui noi aneliamo, ma non è provando l'invidia o rancore verso queste persone che Che possiamo saremo felici, che ecco. saremo felici, no, esattamente. Ed è sempre penso almeno, cerco di utilizzare io questa cosa come filosofia di vita, di cercare sempre di partire da emozioni positive, non da emozioni negative, perché le emozioni positive o una spinta positiva ti fa raggiungere qualcosa, invece tendenzialmente, se parti da qualcosa di negativo, secondo me non si ottiene poi niente davvero. Però vabbè, questa è una digressione No, no. un po' di consigli di vita, però secondo me è No, ma è molto... più che giusto, ma Sì, sì. alla fine le leggende e le fiabe un po' nella loro semplicità cercano di fare un po' questo, ecco. Esatto, di dare un po' una morale anche, sì, certo, Sì. ci sta. Beh, la prossima è quella che forse quando è stata rilasciata l'illustrazione ha scosso un po' di più il fandom, perché Sì, il trono dei Sith su Exegol, la roncola laser, Gollum lì dietro, insomma, simil Gollum, sì. questo è penso anche una delle illustrazioni più suggestive, ecco, della raccolta. Ehm, Appunto, ci troviamo su Exegol, è Darth Noctis, giusto? Sì, Darth Eh, Noctis. è Darth Noctis. Quella spada lì ricordatevela, con quella forma lì ricordatevela, faccio riferimento al romanzo Shadow of the Sith. Io spero che venga portato anche questo in italiano, anche alla luce di Leggende Oscure. Mh, è un romanzo che io ho apprezzato fino a un certo punto, perché come ho già detto più volte, ho ritenuto un po' essere un po' un'occasione un po' sprecata, un po' buttata via, ma ha così tanti collegamenti con il resto del canon, si ehm, inserisce molto bene comunque all'interno della lore della trilogia sequel, che è un romanzo che spero proprio venga portato e che i fan italiani dovrebbero leggere. Sì. E qua invece Dark Noctis fa la sua prima comparsa all'interno del canone. Sì, per il momento la sua prima e unica in persona, se non altro. E tra l'altro mi permetto un piccolo inciso su Shadow of the Sith. Ecco, quello è un modo molto migliore di approfondire la lore dei sequel che non quel fumetto che recensiremo tra un paio di giorni. Fine Sì. della parentesi. Ecco. No, allora, sì, personalmente ero rimasto molto scosso anche io da questa illustrazione, che probabilmente è la mia preferita, perché Mhm. come immaginario, come atmosfera, anche da buon tolkieniano quale sono, non poteva assolutamente lasciarmi indifferente. E Mhm. qui, se vogliamo, forse il riferimento letterario potrebbe realisticamente essere proprio Tolkien e Ah, Il Signore degli Anelli, ecco. mhm. E la dinamica, ecco, che coinvolge tutti gli esseri che vengono in possesso di un anello del potere, come è il caso dei Nazgûl, o proprio dell'unico anello, come è il caso di Gollum, che qui è palesemente richiamato A livello grafico, sì. certo.
assolutamente, ma poi anche nella descrizione di questa creatura, quando viene incontrata da Dark Noctis. E, tra l'altro, se ben ricordo, si dice che questa storia si svolge migliaia di anni prima della saga. Mhm. E tuttavia, pur essendo in epoca così antica, Exegol era già abbandonato da molto tempo Oh. e la cittadella Sith aveva già cominciato a cadere in disuso, a cadere Ah. in rovina, ecco. E quindi, Anche intrigante da questo punto di vista. esatto, quindi mi chiedo, ma Exegol quanto è antico, ecco, come Mh-mh. centro di Potrebbe essere come stata magari centro la del prima potere. capitale o il primo centro Sith, poi, Sì, abbandonato, lasciato un po' più per riti o iniziazioni, spostando invece il anche per anche a livello di io immagino che certi aspetti di storia galattica vengano percorsi nuovamente. Uhm, quindi avere un impero Sith e governarlo da un pianeta, difficile da raggiungere, è difficile entrarne, difficile uscirne, eccetera, eccetera, non è la cosa più comoda. Quindi magari nel momento in cui l'impero Sith si è dato una struttura logistica diversa, ecco che magari l'importanza certo. di Exegol è andata un po' a cadere. Francesca, coglie giustamente, visto che è una sua grande passione, un altro riferimento che a me era sfuggito, cioè che Noctis è il nome del protagonista, di Final Fantasy XV, per l'appunto, ispirato al Signore degli Sì. Anelli. E quindi vedete come alcuni elementi effettivamente sono proprio dei collegamenti che ritornano anche tra franchise. Sì. La storia successiva è Sleep of Ages, di cui appunto non abbiamo Un'illustrazione? un'illustrazione. Uhm, e che appunto tu citavi prima come riferimento un po' a Dorian Gray, quindi qualcuno Sì, che è cerca di quello usare la che ci ho magia. colto. Sì, sì. E anche, per tornare alla Nemirovsky che citavo prima, a Dorian Gray, che secondo me è il riferimento che comunque Mann e Griffin avevano più in mente, anche Mh-mh. perché comunque si tratta di letteratura anglosassone, in Sì. quel caso, ed è anche molto più famoso. Ma mi ricordava anche la protagonista di Jezabel, Mh-mh. della Nemirovsky, che ne fa di tutti i colori per mantenersi giovane o per illudersi di questo, ecco. E sì, appunto c'è, se non ricordo male, c'è questa spedizione archeologica che scopre questo manufatto Mh-mh. che appunto permetteva a questa donna, ecco, che se non era una Sith comunque padroneggiava sapientemente il lato oscuro, di assorbire, ecco, l'energia degli altri per mantenersi giovane. Okay. Ehm, poi abbiamo quindi sia Sleep of Ages, che Baccarat, che è questa qui, che poi a Bitter Harvest sono le 3 storie, diciamo target, quindi quelle Sì. un po' bonus aggiuntive. Di questa Baccarat io non so proprio niente, proprio 0, non so proprio di che cosa parli. E io ti Mi devo confessare che non Che me non te ne la ricordo ricordi? assolutamente nulla. Allora, io leggo Ehm, nella recensione che è ambientata nell'età della Resistenza, mh. e poi nient'altro, quindi si vede che non ti deve aver fatto Sì, un'impressione particolare, ecco. era un po' come la storia di miti e favole ambientata nella locanda dove Sì, l'avventore ti raccontava la storia di un personaggio completamente inventato. sì, 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 sì. è una storia che non mi ha colpito molto. Ora vedendo l'illustrazione mi ricordo che di mezzo c'era una scommessa, ecco, appunto Mh-mh. o un gioco a carte o, qualcosa collegato alla cartomanzia e e la testa di questo droide che appunto, forse parlava in modo inquietante, prevedeva il Mh-mh. futuro. Okay. Mi sembra forse che era una predizione del futuro, sì, Mh.
un futuro nefasto, ecco, che poi però è il protagonista nel tentativo di evitarlo, appunto, Faceva finiva per avverare. realizzarlo, e quindi Sì, sì, la sì, tipo profezia che si autoavvera. profezia, esatto, autoavverante, certo. Però sì, vi confesso che non ricordo assolutamente i dettagli, ecco. Mh-mh. E poi appunto c'è, un raccolto amaro a Bitter Sì, Harvest in cui, palesemente i Drengir fanno un po' la loro irruzione all'interno, del canone proprio perché, dovete ricordarvi che Leggende Oscure in lingua originale è uscito, se non sbaglio, nell'estate del 2020, per cui, a circa 6 luglio esatto, a per cui luglio circa l'edizione target ad agosto. esatto, e circa quindi 6 mesi prima dell'Alta Repubblica che invece è iniziata a giugno scusatemi, a gennaio del 2021 negli Stati Uniti. Sì. Quindi questo è stato un po' un'introduzione diciamo, ai Drengir, e immagino che per avere un po' una panoramica completa insomma di queste creature, del loro anche di quello che succede poi nei fumetti di Alta Repubblica e nel romanzo Nell'oscurità, questa sia una lettura molto consigliata, ecco. Concordo pienamente, sebbene io sia indietrissimo con l'Alta Repubblica, ma vabbè. Mh-mh. Ci sta. Io No, sono indietro con questo e altro, per cui è eh, comprensibile, le cose no, sono io mi si sono detto che accumulano un la po'. Alta Repubblica la recupererò nel Quando è finita. sì, probabilmente, perché prima c'ho anche il New Jedi Order, ecco. No, allora io, un raccolto amaro, l'ho concepita diciamo come una sorta di prologo a Nell'oscurità, Ah-ah. magari una sorta di prologo alla Martin, ecco, Sì. dove vedi dei personaggi, po poco importanti, ecco, nei prologhi dei volumi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che poi ci lasciano la pelle alla Mh-mh. fine, ma che comunque serve per introdurre Protagonista, sì. la storia, sì, e Mh-mh. i fili portanti, ecco, Certo. del racconto. E io l'ho visto un po' così, una sorta di prologo a Nell'oscurità, Mh-mh. che poi, qui palesemente, secondo me, ehm, raccolto amaro è il fagiolo magico, Ah-ah. che Okay. comunque, la storia ruota attorno a questo agricoltore con la sua famiglia, Mh-mh. che ecco insomma coltiva i suoi campi vicino ad un villaggio, però appunto, si fa avanti questo viandante che tuttavia viene da lui respinto con diffidenza, e dopo alcuni tentativi, ecco, questo viandante se ne va, ma comunque lo avvisa che raccoglierà proprio ciò che ha Chi ha seminato. seminato, certo. E il risultato è che si trova questi Drengir nei Mh-mh. campi che devastano tutto, e alla fine pure lui e la sua famiglia fanno una brutta fine. Tra Mh. l'altro Drengir i cui semi erano proprio, di proprietà del viandante stesso. Ah-ah. Ora non mi sembra che nell'Alta Repubblica i Drengir nascano da semi. No, però ci sono le spore Mh, praticamente con cui loro si diffondono. E un'altra cosa che dicono i Drengir del loro passato, mi sembra nei fumetti, è che, loro sono stati per un certo periodo, diciamo, ammansiti dai Sith, cioè i Sith mh, usavano i Drengir come arma biologica in pratica. certo. Quindi ci sta che questo viandante fosse un Sith che aveva delle spore con sé, cioè è fila, ecco, il discorso, Sì, sì, ovviamente fila. probabile. Io vorrei leggere, perché mi fa molto piacere, il commento di Giorgio, che ci scrive: "Ragazzi, io colgo l'occasione per farvi i complimenti. Da quando sono tornato dopo anni ad appassionarmi a Star Wars, il vostro sito è il mio faro". Giorgio, grazie a te delle belle parole, siamo contenti che il sito sia fondamentale e importante per te. Ovviamente continua a seguirci, che noi ci fa piacere poter condividere un po' questa passione
con tutti voi lettori. assolutamente. Andando un po' in... Grazie mille. Grazie, davvero sì. Andando un po' verso la chiusura, abbiamo un po' toccato un po' tutti i temi della raccolta e li abbiamo un po' sviscerati. Ti ringrazio di questo, Federico. Vorrei proporti un po' una breve, più che riflessione, diciamo un po' una riflessione, un po' una speranza. Allora, dopo Miti e Favole, Sì. che quindi affrontava un po' temi variegati e soprattutto stili variegati, insomma, non c'era un indirizzo univoco come le storie appunto un po' dell'orrore. C'erano anche No, storie anzi, abbastanza crude, proprio in Miti e Favole, però di un po' di tutti i tipi. Abbiamo poi avuto Dark Legends, per l'appunto, dedicato a queste storie un po' più dell'orrore. Abbiamo avuto poi nel settembre 2021 Life Day Treasury, sì. scritto di nuovo da George Mann, ma questa volta anche con apporto di Cavan Scott, dedicato invece alle storie festive, quindi quelle che si raccontano attorno al Life Day, ma anche altre festività. Sì. Questo forse è il meno riuscito del trittico, Sì, penso. già dal modo in cui era stato proposto, tant'è che Mhm. non l'ho letto neanche io, anche perché mi odorava troppo di prodotto natalizio, ecco, sì. Mhm. Quindi mi odorava un po' troppo di Quindi- quello. E quello che vorrei chiederti è, quindi abbiamo avuto miti e favole un po' generiche, poi abbiamo avuto Sì, l'horror, o comunque, sì, diciamo le storie dell'orrore, poi abbiamo avuto le storie un po' più natalizie, che magari devono anche qualcosa a Dickens, sicuramente, perché comunque se ci possibile. sono George Mann e Cavan Scott, anch'io Life Day Treasury non l'ho letto, però se ci sono loro due sicuramente avranno omaggiato uno dei più grandi scrittori inglesi della storia, cioè Sicuramente sì. Dickens. Come pensi possa proseguire questa collana? Cioè, come si potrebbero declinare dei racconti, in che generi e che cosa, come pensi che ci sia spazio ancora per qualche altra raccolta? Di che generi, secondo te? Beh, allora, in primis è un mio grandissimo augurio, perché secondo me, se non altro, questi primi due volumi di questa squadra, secondo me, assolutamente vincente, Vincente, sì. sono stati davvero una sorpresa estremamente interessante, estremamente coinvolgente anche, e anche molto efficace e affascinante, ecco. Dopo tutti questi complimenti, io penso di sì, perché comunque Mhm. mi sembra che anche oltreoceano il riscontro sia stato Positivo, positivo. sì, sì, anche secondo me. Ehm, allora, su ipotesi che possiamo fare, forse, forse un volume magari dedicato alle canaglie, ai cacciatori di taglie, ai pirati, insomma, Mhm. quindi magari delle storie Al- avventurose, ecco, Avventurose, sì, sarebbe bello. Che strizzano magari anche magari. i Neil, Sì, 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 con sì. Lorna Di protagonista di una di esse, Sì, sì, per vero, esempio, o ottima altri idea. cacciatori di taglie. Che strizzino un po' l'occhio a Stevenson praticamente, cioè Sì, o a prendendo un Conrad. autore di riferimento, appunto all'Isola del Tesoro, ad esempio, sì, avere un po' di racconti di pirati, contrabbandieri, cose del genere, sì. Bella idea, bella pensata, mi Non piace. sarebbe affatto male. Sì, Penso a che possa Stevenson essere o a Conrad, a secondo me. Conrad, certo. Sì, sì, Ehm, sì. e beh, Bello, interessante. così su due... Questo devo dire mi piacerebbe. Penso che sia un'ottima idea. Spero che in qualche Sì. maniera ci stiano pensando anche loro. Spero anche io. Probabilmente in questo momento, tra tutti i progetti di casa Lucasfilm, forse non c'è molto spazio, ecco, Mhm. per il momento, ma magari più
avanti ne arriverà se non altro un quarto. Così su due piedi, altre idee non mi vengono, cioè, ce ne sono di interessanti, ma che magari potrebbero coprire una storia sola o un paio, magari qualcosa sui Mandaloriani, che sono molto mitizzabili secondo me. Sì, anche se bisogna sempre capire quanto si possono toccare in questo momento i Mandaloriani. Esatto. Forse qualcosa che potrebbe funzionare, sempre anche prendendo un po' spunto dalle prime storie di miti e favole, che aveva diversi generi, è fare qualcos'altro di cavalleresco. Sì. Probabilmente. Anche lì i Mandaloriani potrebbero funzionare, Cioè anche in senso cavalleresco volendo. tu dici un po' una sorta di ciclo arturiano, Sì, ma magari più con i che Jedi nel... più che di ciclo, appunto, avere tutte storie un po' di battaglie un po' eroiche, Sì, vari aneddoti guerreschi, però guerreschi in senso proprio un po' più cavalleresco, ecco. cavalleresco, Sì. esatto. Dei poemi, cioè più sull'onda dei poemi epici, ecco. Esatto, Sì. esatto. Penso che un'altra alternativa, però devo dire mi piace di più l'idea dei pirati, ecco. Anche perché poi a me il genere d'avventura, diciamo di quel periodo, tra l'Ottocento e il Novecento, l'inizio del Novecento, ma soprattutto diciamo fine Ottocento mi piace molto, uno dei miei generi preferiti, e quindi devo dire sarebbe davvero, davvero bello. Lo diciamo a Speriamo Cavan a ovviamente. Londra, dai. Certo, sì, e Come sempre lo diciamo a Cavan a non ci Londra. resta che aspettare e vedere e magari cercare di punzecchiarli in questa direzione, ecco. Sì, farò un tweet in questa settimana, dai, Ottimo, e li ottimo. taggo. Va bene. Perfetto. Federico, io ti ringrazio moltissimo, della tua Grazie mille a te. partecipazione stasera, davvero senza di te non ce l'avrei fatta perché non avendolo letto, per cui davvero grazie, e anche della recensione che ritroverete aggiornata anche in home page a breve. Niente, io come sempre vi ricordo che la prossima diretta è questo giovedì 26 gennaio per continuare a parlare di The Bad Batch, con Reni Denti Poca, conduce come sempre il nostro buon Deboz. Con le dirette invece dedicate al lato cartaceo della forza, ci rivediamo il 13 febbraio teoricamente. Forse io non ci sarò, quindi forse la dovrà condurre CF, ma adesso la capiamo, o meglio io sicuramente non ci sarò, quindi forse la dovrà condurre CF, forse la spostiamo di un giorno, e poi il 27 febbraio con la prossima puntata di Holocron Book Club. Vi ringrazio moltissimo per averci seguito questa sera, ancora grazie Federico, grazie anche a tutti quelli che Grazie a te. avranno ascoltato questa puntata sotto forma di podcast, che vi ricordo potrete recuperare tra qualche minuto. Quindi non posso che augurarvi una buona serata e delle buone letture, e come sempre che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao! Ciao ciao.